La vedete inquadrata, sarà la grande protagonista di questa puntata di Viaggiando Viaggiando, la Basilica Palladiana. Pensate, dopo 7 anni, tra pochissimi giorni, verrà riproposta, ridonata a tutto il pubblico dopo un grande lavoro di restauro durato, l'abbiamo già detto, 7 anni. E sarà questa la grande protagonista di questa puntata di Viaggiando. Ben trovati naturalmente a tutti i nostri amici viaggiatori. Siamo pronti anche oggi per intraprendere un viaggio a Vicenza città. Tutto questo e molto altro tra pochi istanti, subito dopo la sigla. Un grande omaggio a tutta la città di Vicenza, ai vicentini, ma un po' a tutte le persone che vogliono venire, che vogliono tornare a Vicenza. Dopo 7 anni ritorna in tutto il suo splendore la Basilica Palladiana. Io ho veramente il piacere di avere a mio fianco il primo cittadino di Vicenza, il sindaco di Vicenza, Achille Variati. Un momento particolare per Vicenza e per tutti i vicentini. Innanzitutto un momento particolare per i vicentini perché la Basilica Palladiana rappresenta il simbolo di Vicenza, accanto ai gioielli palladiani che hanno fatto di Vicenza la città del Palladio. Ma se mi consente, un momento importante per il mondo, perché la Basilica Palladiana è un monumento UNESCO, cioè patrimonio dell'umanità, e ha avuto il restauro più importante da quando il genio dell'architetto Palladio l'aveva pensata e costruita. Abbiamo detto 7 anni di duri lavori per riportare nel suo splendore questo capolavoro del Palladio. Sì, è stato un lavoro intenso, costato oltre 20 milioni di euro e reso possibile dai finanziamenti della Fondazione Cari Verona, che noi vicentini non finiremo mai di ringraziare. Ed è stato un lavoro di restauro conservativo rigorosissimo, accompagnato pezzo per pezzo, passo per passo dalle autorizzazioni della soprintendenza. Sono state tolte quelle strutture che nel tempo erano state costruite dentro la basilica e che l'architetto Palladio non aveva previste. In sostanza bisognava riportare a splendore originario la bellezza del monumento, che è fatto appunto di bellezza e di armonia, e penso che ci siamo riusciti. Bellezza in armonia in questa che è la piazza, il simbolo di Vicenza. Sì, e poi è una piazza gemmata da altri capolavori, tant'è che Piazza dei Signori di Vicenza penso sia da annoverare tra le piazze più belle d'Italia. Abbiamo parlato di un regalo, oltre allo splendore di riportare questo bellissimo, questo monumento, poterlo rivedere tutti quanti, ci sarà un evento particolare che vuole essere un po' il biglietto da visita ancora più grande, un grande evento, una grande mostra che partirà proprio nelle prossime settimane. Veda, l'obiettivo che io mi sono posto con il grande restauro era non solo portare a splendore il monumento, ma anche farlo vivere, perché altrimenti devi limitarti a guardarlo e dire che bello, però non lo vivi. E un monumento invece, la Basilica, quando fu pensata ai tempi della Repubblica di Venezia, della Serenissima, era il luogo in cui si amministrava la giustizia, aveva una piattaforma commerciale, cioè era un luogo vivo. E io volevo che la Basilica tornasse a vivere, come mai aveva fatto in questi ultimi 50 anni. Ebbene, l'inaugurazione, la restituzione della Basilica coinciderà con una grande mostra, con l'inaugurazione della grande mostra, dove
ben 90 capolavori provenienti dai più importanti musei del mondo si ritroveranno qui sulla ritrattistica da Raffaello a Picasso. Sarà un evento nell'evento. Bello questo concetto, Sindaco, di voler far vivere in tutto il suo splendore, proprio dando un suo ritorno alla popolazione appunto con un evento come questo. Se lei è d'accordo, io vorrei fare vedere, dare delle piccole anteprime ai nostri telespettatori e andiamo a visitare assieme diamo già qualche anteprima ai nostri telespettatori. Assolutamente sì, e in modo anche del tutto originale. Sindaco, vogliamo raccontare un po' la storia di questo monumento di Vicenza? Innanzitutto ci troviamo nel Loggione in questo momento. Questo è il loggiato nobile, si entrava attraverso la scala che dava sulla piazza. Lì più tardi potrete mostrare anche il punto in cui si potevano mettere le lettere anonime e in cui si denunciavano coloro che avevano qualche problema alla giustizia, e a quel tempo le lettere anonime venivano considerate, e questo era dove arrivavano i vicentini prima di entrare nella zona in cui si amministrava la giustizia, quindi dove c'erano i giudici della Serenissima, e qui si aspettava, magari anche con una certa ansia. E questa è la parte voluta dall'architetto Palladio, perché il Palazzo della Ragione, cioè la parte interna, era già preesistente. A Palladio i vicentini commissionarono diciamo la facciata della Basilica Palladiana, e doveva essere qualcosa di bello, talmente bello da poter in qualche modo concorrere rispetto alle bellezze di Venezia, e penso che ci siano riusciti. Tra l'altro è molto bello e mi permetta che è un bel gioco, è un posto dove comunque diciamo che l'ansia, perché comunque è dove ci si amministrava la vita politica, amministrativa e giudiziaria del paese, e il volere creare in un posto, quindi anche con delle ansie per delle persone che venivano qui, però voler creare in assoluto un luogo molto bello, un luogo veramente dove un po' ci si rasserena ammirando le bellezze di questo loggiato. Certo. Della giustizia non bisogna avere paura, la giustizia crea equità, permette alla comunità di crescere. E quindi bisognerebbe ricordarsi anche ai giorni d'oggi questo concetto. Bisognerebbe ricordarsela anche adesso. E queste bellezze palladiane, le armonie di questo loggiato, forse sì, contribuivano a creare serenità. Tenga presente che io oggi, ponendoci nel 2012, vorrei che anche queste logge potessero vivere. Qui vi si possono, tutto è attrezzato dal punto di vista, diciamo, dei quadri elettrici, acustici, tutto a norma ovviamente, e quindi anche qui, anche nel loggiato da cui si vede la bellezza della piazza, si potranno fare delle cose molto interessanti, anche per il mondo dell'industria, ma magari ne parliamo quando poi entriamo nel salone grande della Basilica. Però è bello questo concetto, specialmente una città come Vicenza, dove comunque l'industria, l'impresa ha un ruolo così fondamentale, specialmente, come ha detto lei, in un anno come questo, il 2012, dove diciamo che purtroppo la parola crisi è un segnale evidente. Avere anche la possibilità di avere un luogo come questo al servizio a 360 gradi della collettività, secondo me è un concetto di primaria importanza. Lei poc'anzi, quando stavamo salendo, mi ha detto secondo me una cosa bellissima per Vicenza, e naturalmente qui
in centro storico a Vicenza, nella Basilica Palladiana, si sta già pensando a quello che sarà il Museo dell'Oro. Vicenza oro, oro, fatto conoscere Vicenza in tutto il mondo. L'oro che ritorna comunque grande protagonista nella Basilica Palladiana. Sì, Vicenza, come tutti sanno, è sede della più grande mostra, fiera orafa della gioielleria mondiale, quindi con Las Vegas rappresenta uno degli appuntamenti mondiali per il settore. Solo che finora tutto questo succedeva in fiera. La fiera e i suoi padiglioni, molto importanti, molto grandi, stanno fuori dal centro. E quindi quando si dice Vicenza, Vicenza è città dell'oro, però magari uno arrivava a Vicenza e proprio in centro non vi vedeva nulla di particolare al di là dei negozi. E quindi noi abbiamo pensato che cosa di meglio di ricavare dentro la Basilica Palladiana il Museo del Gioiello, inteso non come aspetto tradizionale museale, cioè dove si mettono dei pezzi antichi e uno li guarda, li vede, li apprezza. Certo quello, ma anche e soprattutto così una mostra dell'oreficeria contemporanea, della capacità dei nostri orafi di oggi di interpretare la bellezza dell'oro e delle pietre, dell'oro e dei nuovi materiali, anche più economici, che in tempi di crisi non stonano e che formano i gioielli per la donna e per l'uomo della nostra contemporaneità. Ecco, tutto questo si svolgerà dal prossimo anno, diciamo, qui in Basilica Palladiana. Per noi è arrivato il momento della nostra prima interruzione pubblicitaria, ci vediamo tra pochissimo per continuare la scoperta della Basilica Palladiana. Tra pochissimo vi aspetto. Seconda parte di Viaggiando Viaggiando, ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori. Grande protagonista oggi è Vicenza città per un evento importantissimo per tutti i vicentini, ma come ha detto il sindaco ad apertura di puntata, per tutti i cittadini del mondo, perché ritorna al suo antico splendore uno dei monumenti simbolo di questa città, la Basilica Palladiana. L'abbiamo detto in apertura, sindaco, un momento veramente molto importante. Sì. Momento importante, come abbiamo detto prima, momento importante per la città, momento importante per tutti noi veneti, perché dobbiamo essere orgogliosi delle bellezze straordinarie che il passato ci ha lasciato, dobbiamo essere anche responsabili di tutto questo. Noi qui a Vicenza, con il grande restauro della Basilica, abbiamo sentito il peso della responsabilità e quindi abbiamo fatto questo grande lavoro di restauro per poter consegnare la Basilica, la sua armonia, le sue bellezze anche alle generazioni che verranno. E avevamo detto prima, quando eravamo fuori dal salone, che volevo che però la Basilica vivesse. E questo lo dobbiamo imparare dalle grandi fondazioni americane, anche del nord Europa, dove monumenti magari anche meno belli dei nostri, adesso senza voler fare la graduatoria delle bellezze, monumenti anche meno belli dei nostri vengono utilizzati, vengono l'arte di saper vendere, sindaco. L'arte di saper vendere. Noi invece, siccome in Italia siamo circondati da così tante bellezze, che magari ci dimentichiamo di fare la dovuta comunicazione. Però al di là della comunicazione volevo che vivesse. Allora, per vivere bisogna che si svolgano delle attività dentro, come era ai tempi. Allora qui si amministrava la giustizia, abbiamo detto prima. Qui oggi si svolgeranno ad esempio grandi mostre, come quella che si inaugurerà il prossimo 6 ottobre, e dove proprio attaccati a questi pannelli dai colori diversi e con queste volte aperte, per cui qui il visitatore potrà godere della bellezza straordinaria di opere d'arte. Si pensi che li abbiamo dovute assicurare per oltre 1.200 milioni di euro. Questo è il capitale che si troverà qua dentro, e un visitatore, un turista, un cittadino che verrà qui vedrà
questi 90 capolavori, che se li dovesse vedere dove normalmente sono, cioè al Museo di Boston piuttosto che al Louvre, piuttosto che al Museo di Budapest, eccetera, dovrebbe fare il giro del mondo. E invece in via assolutamente straordinaria queste 90 opere d'arte, in parte italiane, in parte europee, in parte di oltreoceano o di altri continenti, vengono tutte qua. E quindi sarà un evento francamente straordinario. E sarà importante vedere i volti, come i grandi artisti, i grandi geni, i grandi pittori, da Raffaello a Picasso, quindi 600 anni di storia, insomma, della pittura europea, come i grandi artisti hanno disegnato l'immagine dell'uomo, gli occhi, gli sguardi, i vestiti, le espressioni dei volti. Sarà interessantissimo perché si potrà vedere da una parte e dall'altra di queste pareti la genialità dell'uomo, in qualche modo il profilo, se mi consentite, della bellezza umana e ognuno di noi lo era nel passato, lo è oggi, siamo unici, irripetibili, non c'è nessuno di uguale all'altro, per fortuna, e tutti insieme forse rappresentiamo il mosaico del volto di Dio. Però qui ci sarà un momento eccezionale in cui potremo vedere tutto questo. Sì, tra l'altro in un contesto come questo, Sindaco, continuiamo a ribadirlo e vogliamo ricordarlo anche ai nostri telespettatori di Vicenza, ma di tutto il Veneto, di tutto il Friuli, tutte le persone che ci seguono sugli altri canali. L'evento, che sarà inaugurato il 6 di ottobre, è considerato da tutti gli addetti al lavoro uno degli eventi, delle mostre più importanti per quanto riguarda questo 2012. Perché vogliamo ricordarlo, perché si parla già di tutto esaurito per mesi e mesi, quindi possiamo dirlo, veramente un grande regalo che avete voluto fare, un grande investimento, una grande scommessa. Io penso anche che per chi abita in Friuli piuttosto che in Veneto, piuttosto che in Emilia-Romagna, dove giungeranno queste immagini attraverso la vostra intelligente rete televisiva, insomma, a tutti questi non siamo così fortunati di avere questo evento a pochi chilometri da casa, che sarà francamente imperdibile. Io consiglio tutti di prenotare, basta entrare nel sito di www.Linea d'Ombra, tutto attaccato, Linea d'Ombra, oppure nel sito del comune di Vicenza o di Vicenza insomma sono vari siti che poi magari potranno essere presentati da voi, in cui sarà possibile e opportuno prenotare, in modo che ci sarà la certezza che a quel punto, in quell'ora prestabilita, si entrerà nella mostra. Sindaco, mentre aspettavamo, mi stava un po' raccontando alcune fasi dei grandi lavori di restauro, anche semplicemente della volta, del minuzioso proprio lavoro che è stato fatto dalle tantissime persone, che vogliamo anche ringraziare tutte le persone che in questi 7 anni hanno fatto un grandissimo lavoro qui per riportare quest'opera al suo antico splendore. Innanzitutto il direttore dei lavori, l'architetto professor Vassallo, la soprintendenza e tutte le ditte, a iniziare da Sackheim, che si sono succedute per pezzi di lavori specialistici in questi 6 anni pieni del cantiere. Sì, e gli operai, insomma. Penso però che per loro lavorare qui sia stato un momento molto particolare delle rispettive professionalità, perché mettevano le mani delicatamente su un pezzo di storia e di valore per l'umanità, e quindi
penso che ci sia stata anche tanta soddisfazione. Beh, assolutamente, penso che sia un grande arricchimento. Una curiosità, è una curiosità che ho da quando ero bambino e che penso avranno anche molti nostri telespettatori. Quando di solito si pensa a una basilica si pensa a una chiesa, perché è stata chiamata proprio la Basilica Palladiana? Essa basilica in questo caso non è una basilica per l'appunto in cui vi si svolgono funzioni religiose, ma è una basilica laica, una basilica della comunità. E basilica significa anche il crogiuolo positivo di aspetti d'arte, di armonie. Ecco, e in questo senso la parola basilica è qualcosa di più del palazzo di puntini. Tra l'altro in questo momento noi ci troviamo in questo terrazzo dove si può ammirare in tutto il suo splendore la Piazza dei Signori di Vicenza. Sì, non solo la piazza ma anche i tetti del centro storico di Vicenza. Il centro storico di Vicenza, adesso gli ascoltatori diranno beh, sta parlando il sindaco, parlerà bene della sua città. Sì, ovviamente, però ho ragione di dire questo. Il centro storico di Vicenza è un centro storico rinascimentale, piccolino, ma tra i più belli d'Italia e ha un particolare. Chi è venuto a Vicenza senz'altro lo ha scoperto e chi non è mai venuto a Vicenza lo scoprirà. E il centro storico di Vicenza è come fosse un museo, nel senso che è un museo dal vivo. E fai 100 metri e trovi un palazzo palladiano, una bellezza architettonica particolare. Poi fai altri 100 metri a piedi sentendo il rumore dei tuoi passi in una zona pedonalizzata, a traffico limitato e vedrai un'altra bellezza ancora, e poi un po' più in là entrerai in un'altra piazza e vedrai delle altre cose. Insomma, in poche centinaia di metri è come se si camminasse all'interno di un museo che però è la città, è la vita. E quindi si potrà assaporare non solo la bellezza architettonica, ma anche i colori, anche i sapori, anche la gentilezza della gente veneta e vicentina. Ecco tutto questo. Sindaco, io naturalmente voglio ringraziarla personalmente perché so che oggi ci ha fatto veramente un regalo. Qui si stanno ultimando i lavori per questo grande evento, per l'inaugurazione della Basilica, per riportarla al grande pubblico, e quindi veramente oggi ci ha fatto un grande regalo. Io veramente la ringrazio personalmente. E l'abbiamo già detto poc'anzi, molti sono i modi anche per visitare la Basilica, per vedere la grande mostra che ci sarà a partire dal 6 ottobre. Voglio ricordarvi che tutti gli uffici IAT della provincia di Vicenza sono a disposizione per darvi qualsiasi informazione, e poi ci sono anche numerosi siti internet, il sito internet del comune, abbiamo detto Linea d'Ombra, giusto? Sì. Non solo, ma voglio ricordare a tutti i telespettatori di questa rete che venendo a Vicenza sarà possibile poter visitare, oltre che la mostra da Raffaello a Picasso, oltre che la Basilica, quindi anche altre realtà artistiche della città, dalla Pinacoteca di Palazzo Chiericati, dove ci sarà una mostra ad hoc, al Teatro Olimpico, alla Chiesa di Santa Corona, al Museo Diocesano, dove ci sono delle tele straordinarie. E quindi penso che noi friulani, noi veneti, noi emiliani, noi romagnoli, dovremmo essere veramente fieri del nostro territorio, e per essere fieri e per essere noi stessi degli ambasciatori delle nostre bellezze, della nostra terra, bisogna conoscerla bene questa terra. Quindi invito veramente tutti voi a venire a Vicenza dal 6 ottobre al 20 gennaio. E naturalmente venire anche tutto il resto dell'anno, perché a Vicenza si sta bene, si mangia bene. Sto parlando un po' da vicentino, lo voglio dire anch'io. Sindaco, io la ringrazio. In chiusura permettetemi di ringraziare ancora una volta il Consorzio Turistico Vicenza che da anni collabora con noi per quanto riguarda la parte organizzativa e per l'ospitalità. Sindaco, grazie ancora, in bocca al lupo per questa mostra. Noi avremo sicuramente altro modo di vederci. Per quanto ci riguarda, l'appuntamento è fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete, e come di consueto viaggiate assieme a noi.